Dopo una tregua durante le festività natalizie torna l'incubo furti nella Marca. È sufficiente dare un'occhiata ai social per vedere come da qualche giorno siano quotidiane le segnalazioni di colpi tentati o andati a segno. Da Dossona a Preganziol, da Quinto, dove i ladri sono entrati in un appartamento dopo aver tagliato i fili dell'illuminazione esterna, a Vittorio Veneto. Il modus operandi lo stesso: i banditi aspettano che cali il buio, che i proprietari escano, poi si introducono in casa e mettono a soqquadro ogni stanza in cerca di denaro e gioielli. Ai ladri bastano pochi minuti per portare a termine il furto prima di scappare. L'ultimo colpo in ordine di tempo, quello messo a segno ieri sera nel Vittoriese. 2 le abitazioni prese di mira. In una i malviventi sono entrati dalla finestra della camera da letto e sono fuggiti con 300 euro in contanti. In una seconda casa i banditi hanno divelto la finestra della sala da pranzo, poi utilizzando un levachiodi e un flessibile hanno forzato la cassaforte rubando il denaro e i gioielli in oro. Sui 2 episodi indagano ora i carabinieri di Vittorio Veneto.